Una vera e propria tempesta si sta scatenando dietro le quinte del Napoli. E il nome al centro di questo trambusto è niente meno che Victor Osimhen. Siamo tornati con un altro aggiornamento urgente ed elettrizzante sul mercato del Napoli. Con le ultime notizie direttamente dal dietro le quinte del calcio europeo. Quindi, lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino. Perché quello che sto per dirvi riguarda una vera e propria disputa internazionale per uno dei grandi nomi dell'attacco napoletano. Romelu Lukaku è circondato dai giganti della Turchia. Ma la sua risposta e quella di Antonio Conte sono chiare. Dopo una stagione semplicemente brillante, in cui è stato fondamentale nella conquista del quarto scudetto nella storia del Napoli, Romelu Lukaku è diventato oggetto del desiderio di diversi club turchi. E non stiamo parlando di una squadra qualsiasi, Galatasaray e Fenerbahce, due dei giganti di Istanbul. Sono disposti a fare investimenti significativi per portare l'attaccante belga fuori dall'Italia. E non c'è da stupirsi. Lukaku è stato il protagonista assoluto nello schema di Antonio Conte, non solo per i 14 gol segnati, molti dei quali decisivi, ma anche per i 10 assist. Numeri altissimi per un centravanti della sua stazza fisica e del suo ruolo tattico. E se qualcuno aveva ancora dei dubbi sul fatto che Lukaku fosse ancora ad alti livelli, questa stagione ha dato una risposta più che soddisfacente. È stato un elemento chiave, un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. E acclamato dai tifosi come uno dei grandi responsabili del titolo. Ma qual è la risposta? La risposta è no. Secondo le informazioni del quotidiano Il Mattino, né Romelu Lukaku, né Antonio Conte, e tanto meno il Napoli, sono disposti a discutere di una possibile partenza dell'attaccante. E il motivo è molto semplice. Lukaku è assolutamente essenziale per il modello di gioco che Conte ha implementato al Napoli. Non è solo un centravanti. È l'ancora tattica, il perno, il giocatore che tiene la difesa, che apre spazi, che distribuisce il gioco e, naturalmente, che decide anche quando è necessario. Le offerte dalla Turchia sono allettanti, dal punto di vista finanziario, non c'è dubbio. Ma per ora il progetto sportivo, l'ambizione di conquistare altri titoli in Italia e, soprattutto, di fare bella figura in Champions League, pesano molto di più per Lukaku e per tutto il progetto del Napoli. L'idea è chiara, mantenere la spina dorsale della squadra e, attorno ad essa, portare rinforzi puntuali per rendere la rosa ancora più competitiva. E ora, tifosi del Napoli, la domanda è per voi: pensate che il Napoli faccia bene a trattenere Lukaku, nonostante le offerte milionarie provenienti dalla Turchia? Oppure, considerando l'età dell'attaccante, sarebbe il momento di venderlo e cercare un sostituto più giovane? Commenta qui sotto, dici da quale città ci stai guardando e, naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento sensazionale, lascia un super grazie qui sul canale. Perché questo rafforza molto il nostro lavoro e ci aiuta a continuare a portarti le notizie più calde e aggiornate sul mercato del Napoli. Alla prossima!